Bentrovati all'edizione meridiana del notiziario di Tele4. Allora andiamo subito con le prime immagini che raccontano quello che è successo questa mattina circa. Erano più o meno le 9, un uomo è rimasto fulminato a bordo dello yacht sul quale lavorava. Eccolo qui lo yacht, lo vedete, fulminato sullo yacht dopo aver tranciato un cavo durante dei lavori di manutenzione. Membro dell'equipaggio all'ospedale, lo yacht Andiamo che batte bandiera britannica. Non sappiamo ancora le condizioni in cui versa il malcapitato, che appunto ha subito un elettroshock sostanzialmente. Andiamo a Georgetown, ecco, questa è l'imbarcazione, lo yacht ormeggiato in molo pescheria. Si stavano svolgendo dei lavori di manutenzione e purtroppo è avvenuto questo incidente dopo un cavo tranciato. Sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i pompieri, i vigili del fuoco, poi anche la Guardia Costiera, naturalmente l'autorità di sistema portuale, la polizia locale e la polizia di Stato, ma naturalmente maggiori informazioni al notiziario di questa sera delle 19:30. Ora invece la politica, fedeltà alla Lega, ognuno nel suo ruolo, e questo è il commento del presidente regionale Fedriga alle dichiarazioni del segretario del Carroccio Salvini. Il governatore è poi intervenuto sulla legge per il ritorno delle province e sulla legge elettorale del governo. Allora vediamo il servizio. Noi siamo sempre stati a supporto della forza politica che rappresentiamo e vogliamo continuare ovviamente a farlo, ovviamente ognuno nel suo ruolo. Massimiliano Fedriga non si sottrae al commento alle parole del segretario della Lega Matteo Salvini, che al meeting dei giovani a Cervia ha dichiarato di aspettare al suo fianco lo stesso governatore insieme a Zaia e agli altri amministratori per centrare l'obiettivo della vittoria elettorale. Quanto all'avvio da oggi in aula dell'iter per le nuove province, Fedriga non manca di lanciare una stoccata a chi critica il progetto. Abbiamo deciso di portare avanti una riforma istituzionale dell'assetto istituzionale importante, dove i cittadini tornano a scegliere. Quindi di fatto chi ha la responsabilità di governare il territorio è scelto dai cittadini e questo penso sia la cosa più importante. La nostra priorità è far scegliere i cittadini. Capisco che alcune forze politiche che contestano questo non piaccia particolarmente che i cittadini possano votare e scegliere se confermare qualcuno, mandarlo a casa o votarlo. Io sono ancora innamorato della democrazia del voto. Bene lo sblocco dei fondi per la stazione di Servola, che secondo il Presidente potrà anche attrarre nuovi investimenti. Molto bene, abbiamo risolto un problema che si era creato qualche anno addietro e devo ringraziare questo governo, il ministro Giorgetti, il ministro Salvini, perché non solo sono riusciti a confermare il finanziamento, ma è stato addirittura implementato, perché ovviamente i costi sono saliti, quindi sfioriamo i 200 milioni di euro di un investimento strategico che comporta di conseguenza altri investimenti privati. Infine un commento a caldo sulla proposta del Partito Democratico per tutelare le minoranze linguistiche nella nuova legge elettorale del governo. Io sono favorevole a che sia presente una tutela di rappresentanza per la minoranza slovena. Di mio sono favorevole, quindi è una parte importante della nostra comunità ed è giusto che trovi una rappresentanza tutelata e poi soprattutto si svincola la minoranza dall'appartenenza a una o all'altra forza politica, e quindi si può fare veramente un lavoro di rappresentanza della minoranza, non invece una rappresentanza della minoranza di seconda linea, dove prima viene il partito e poi la minoranza. È una proposta di legge appunto punta a garantire la rappresentanza della minoranza slovena alla Camera, introducendo un meccanismo di salvaguardia in caso di mancata elezione con le regole ordinarie. Il prossimo servizio. Un seggio alla Camera per garantire voce alla minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia, anche quando le regole ordinarie non bastano. È il cuore della proposta, sotto forma di un emendamento, illustrata questa mattina dalla senatrice Tatiana Roiz e dalla deputata Deborah Serracchiani del Partito Democratico. Il testo introduce una clausola di salvaguardia nella legge elettorale. Se nella circoscrizione regionale nessun candidato appartenente alla comunità slovena venisse eletto, scatterebbe un meccanismo correttivo per assicurare comunque una rappresentanza parlamentare. Le liste che intendono utilizzare
questa possibilità dovranno indicare in anticipo il candidato della minoranza slovena. In caso di mancata elezione, il seggio verrebbe assegnato secondo criteri precisi, tenendo conto dei risultati ottenuti dalle liste in Friuli Venezia Giulia. Il centrodestra sta cambiando la legge elettorale, quindi questa era l'occasione per muoversi nei fatti dopo tante parole, e cioè cambiare la legge elettorale consentendo al Parlamento italiano di avere anche una rappresentanza della minoranza slovena. Noi abbiamo presentato un emendamento che consente questa rappresentanza, il centrodestra per il momento ci dice di no e non ha presentato nessun emendamento, quindi noi rispondiamo coi fatti a questa esigenza di rappresentanza, il centrodestra risponde solo a parole, quando si tratta poi di dare una risposta nei fatti dice di no. La proposta richiama la Costituzione e la legge nazionale di tutela della minoranza slovena. L'obiettivo è evitare che una comunità storicamente radicata nel territorio resti esclusa dalla rappresentanza alla Camera. Il tema è che questa nuova legge elettorale che verrà approvata e il nostro emendamento per il momento è accantonato, è una legge che verrà probabilmente votata con la fiducia, che vuol dire che si lede davvero la possibilità di aprire bocca, intervenire, migliorare, perché questa non è una questione, la questione della minoranza slovena non è una questione di appartenenza etnica, è una questione politica seria che riguarda la rappresentanza della nostra regione, ma che riguarda le rappresentanze anche delle altre minoranze, almeno quelle storiche. Troppe criticità sul progetto Costim per la rigenerazione del Porto Vecchio. Si proceda con la valutazione di impatto ambientale, così le associazioni Legambiente, WWF e Trieste Bella. Io spero che la Regione non voglia mettere una pietra sopra, che faccia partire una via seria in cui tutti i cittadini siano coinvolti. Il progetto Costim per la rigenerazione del Porto Vecchio di Trieste venga sottoposto alla valutazione di impatto ambientale. È quanto richiesto da Legambiente, WWF e Trieste Bella, perché secondo gli approfondimenti delle associazioni sono emerse numerose criticità ambientali e gravi lacune negli studi presentati dai proponenti. Le tre associazioni, insieme ad altri soggetti, erano intervenute con delle osservazioni sugli elaborati presentati in regione da Costim. L'impatto sull'ambiente marino, per esempio, lì non ci sono approfondimenti sufficienti, non si parla dell'area marina protetta, eccetera. L'impatto sulla superficie, quindi le emissioni d'aria, dell'inquinamento da rumore, sono tutti molto parziali. Il fatto che è stato artificialmente diviso in due questo grande progetto, perché in realtà c'è la parte appunto che verrà venduta e la parte che verrà gestita in concessione, che però fa parte di un unico comprensorio. Gli impatti ambientali ovviamente sono sempre sulle stesse zone, sugli stessi territori, quindi è totalmente vietato e artificiale dividere in due e quindi così evitare la via. Ci sono poi tutta una serie di dettagli, faccio solo l'esempio del cloro, perché le dichiarazioni molto contraddittorie nei documenti della Costim dicono che loro non usano il cloro, poi dicono che usano il cloro ma non ha effetti sull'acqua marina, cosa di cui ho chiaramente dei dubbi. Ci sono dei tecnici, dei chimici che hanno fatto delle azioni molto puntuali. Il giardino di Villa Cosulici in strada del Friuli ha un nuovo campetto da basket, no, lo vedremo fra poco perché vedo che invece è pronto il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste. Allora diamo precedenza giustamente alla Polizia Locale in attesa. Chi è con noi? Buongiorno. Buongiorno, assistente scelto Cernica Marco con voi quest'oggi. Allora inizierei con l'attuale situazione del traffico, che vede il traffico scorrevole sempre in calci, diciamo su tutte le reti, su tutta la rete cittadina. Abbiamo al momento una segnalazione di un sinistro nei pressi del bivio di Miramare, dovrebbe essere accaduto a causa di un malore del conducente. Comunque una nostra pattuglia è già sul posto, in arrivo anche la pattuglia per il rilievo del sinistro. Questa mattina abbiamo effettuato il rilievo di un ulteriore sinistro conferito di una persona, diciamo di un Centauro, veicolo su due ruote, nei pressi della rotatoria di via Maura, intersezione con la via Palatucci e lato dell'artiglieria. Non dovrebbero essere, diciamo, condizioni gravi per il Centauro. Per la giornata odierna non abbiamo in agenda manifestazioni inerenti alla viabilità o che possono intralciare la viabilità.
Ricordo solo che perdura la chiusura di tratto di via Commerciale tra Piazza Casali e la via Sant'Anastasio, e segnalo solo che questa notte, per lavori propedeutici alla chiusura di via Dalbiano, saranno effettuate delle lavorazioni per la realizzazione della rotatoria appunto in via Svevo, via Dodda e Scalo Legnami. E oltre a ricordare che perdura la chiusura della Galleria Carso direzione Trieste, non abbiamo altre cose in nota, per cui vi ritornerei la linea. Grazie all'assistente scelto Cernecca, buona giornata e buon lavoro naturalmente. Adesso sì che siamo pronti a vedere il servizio sul giardino di Villa Kosulic, che ospita un nuovo campetto da basket. Stamattina l'inaugurazione. Un nuovo campetto da basket monocanestro a disposizione della cittadinanza nel parco di Villa Kosulic in strada del Friuli, un intervento reso possibile grazie alla donazione di un privato. Il campo è dotato di una pavimentazione drenante rifinita in gomma colata ed è stato recintato da una rete di protezione. Il campetto da basket e il nuovo tavolo da ping pong vanno a formare una nuova area di aggregazione dedicata a bambini e ragazzi che si affianca a quelle già presenti. Grazie alla disponibilità di un soggetto privato attiviamo oggi e inauguriamo questo campetto, un ulteriore piccolo spazio che viene ridonato alla collettività, soprattutto per i ragazzi. Speriamo anche che vi sia un uso consapevole. L'amministrazione comunale è grata ovviamente al donante e a chi anche ha seguito tra gli uffici e tra i professionisti tutto l'iter burocratico che ha portato a questa donazione. Un pezzettino anche del campo di ping pong, come vedete grazie soprattutto anche ai contributi dei privati si stanno arricchendo molte aree. Recentemente l'altro ieri in piazza Carlo Alberto, qualche settimana fa sempre con anche i ragazzi di Edilmaster, con le casse edili un ulteriore piccolo spazio nella Pineta, la Fondazione Cassa di Risparmio che ci ha aiutato nello scorso anno, quindi un bene che anche i privati abbiano la percezione e sostengano l'amministrazione comunale, a loro va il ringraziamento. L'ex presidente della Pallacanestro Trieste, Paul Matjasic, ha salutato la città con un lungo messaggio pubblicato dal quotidiano locale Il Piccolo, ripercorrendo i risultati raggiunti durante la sua gestione, il ritorno in Serie A, la qualificazione alle coppe europee e la crescita del pubblico al Palla Trieste. Ha spiegato che il silenzio degli ultimi mesi era legato alla delicata transizione proprietaria, conclusasi col passaggio a una nuova proprietà, e che a suo dire garantisce un futuro solido al club. Nel suo messaggio ha quindi annunciato l'inizio della nuova avventura a Roma, sottolineando come l'esperienza maturata a Trieste rappresenti la base del nuovo progetto e ringraziando tifosi e città per il sostegno ricevuto. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, ma torniamo fra poco. State con noi. Un sabato notte di eccessi in centro a Trieste, 3 persone soccorse in coma etilico, grande dispiegamento di forze dell'ordine e vigilanza e super lavoro per i sanitari del 118. Malori e coma etilici in una città gremita di persone, in particolare nelle zone della movida cittadina. È stato un sabato notte molto impegnativo per il personale del 118 e delle forze dell'ordine per numerose richieste di intervento per problemi legati per lo più all'abuso di alcol. I casi più gravi: 3 persone sono state soccorse dai sanitari perché in coma etilico. Un uomo di 48 anni è stato trovato in stato di incoscienza su una panchina in piazza Garibaldi e un'ambulanza lo ha portato a Cattinara. Poche ore dopo, in via Torino, anche un giovane di 26 anni ha accusato un grave malore a causa dell'eccessivo consumo di alcol. Anche lui è stato soccorso dal personale sanitario e ricoverato a Cattinara. Soccorso in coma etilico anche un 32enne nella zona delle Rive. I soccorritori impegnati senza sosta per tutta la notte descrivono una città affollata e presidiata da gran dispiegamento di forze dell'ordine tra la Polizia di Stato, dei reparti speciali antisommossa in servizio al reparto mobile di Padova e di Torino, gli antisommossa dei Carabinieri di Gorizia, la Polizia Locale di Trieste e gli steward urbani della ditta GIS. Iniziato in Consiglio regionale il percorso per l'approvazione del disegno di legge che porterà alla creazione delle province elettive in Friuli Venezia Giulia.
Approda in aula domani e martedì il disegno di legge 86 sulle nuove province. La maggioranza trova la quadra dopo le tensioni interne con una serie di emendamenti condivisi e l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti ufficializza l'accordo politico che amplia il trasferimento delle competenze e fissa un percorso più strutturato prima delle urne previste nel febbraio del prossimo anno. Le province sostanzialmente già ci sono, si chiamano EDR, enti di decentramento regionale, svolgono già delle funzioni che allora una volta erano attribuite alle province. L'unica differenza che c'è è che in questo momento sono rette da un direttore generale, cioè da una persona che il cittadino non conosce, che il cittadino non può giudicare, che il cittadino non può mandare a casa se ritiene che quelle competenze siano state svolte in un modo errato. Quello che vogliamo fare noi è semplicemente ridare voce al cittadino e fare in modo che il cittadino possa scegliere e dare un voto a chi ha governato bene e un voto pessimo a chi ha governato male e ha gestito male quelle funzioni importantissime. Parlano invece di un contenitore vuoto le opposizioni. Il disegno di legge dimostrerebbe la mancanza di coraggio della Giunta sul riassetto istituzionale del Friuli Venezia Giulia. È mancata una visione, dicono gli esponenti del centrosinistra, e prima ancora è mancato il confronto col mondo politico e la società civile. È soprattutto un discorso che non è stato chiarito. Le competenze, noi andiamo a ripristinare le province con delle vecchie competenze che sono state assunte di fatto già dagli EDR, cioè da quegli enti che si occupano comunque di edilizia scolastica, di viabilità e di poche altre cose che adesso dovrebbero chiamarsi di fatto province. Cioè non facciamo finta di fare cose nuove restaurando cose vecchie. Un aggiornamento sulla notizia data in apertura del ragazzo folgorato da una scarica elettrica sullo yacht Andiamo in molo Pescheria. Sta bene, non è in pericolo di vita, anzi si è staccato da solo dal cavo tranciato, è stato portato con dolore al petto all'ospedale di Cattinara per precauzioni, ma il giovane di nazionalità inglese appunto sta bene, nessun pericolo. Un'alleanza tra generazioni per proteggere gli anziani fragili e per tutelare il loro patrimonio di esperienza. È l'appello del vescovo di Trieste Enrico Trevisi ai nostri microfoni. Sentiamo. Monsignor Trevisi, uno degli argomenti che lei tocca molto spesso è proprio quello dell'isolamento in cui rischiano di precipitare e delle volte purtroppo precipitano molte persone, soprattutto le persone anziane. Sì, per cui è una responsabilità di tutti invece creare legami, occasioni e opportunità. Serve un'alleanza che coinvolge un po' tutti gli ambiti e tutti i settori. Nel mio intervento faccio un po' di esempi anche concreti. Se parliamo di generazioni che si incontrano, occorre davvero investire anche sul volontariato dei giovani e dunque in un'alternanza scuola-volontariato che alcune scuole recepiscono anche come davvero una risorsa, altre fanno un po' più fatica. Occorre fare in modo che non ci siano troppe burocrazie che impediscono agli anziani che hanno la quantità di tempo per mettersi in relazione, ma che tengono lontani invece, e faccio qualche esempio, proprio perché non riescono a stare al passo di tutti questi ambiti. Serve affrontare che non ci può essere un'attività se continua a crescere la povertà degli anziani. Questi come potranno inserirsi attivamente ed essere così portatori di risorse se fanno fatica a sopravvivere? Ecco, allora esempi che dicono che ci sono delle barriere architettoniche ma che sono anche le barriere a volte dei nostri cuori che ci impediscono di lavorare insieme, perché ogni persona sia una risorsa anche quando ha dei limiti, ma riesce ad attivare risorse belle in tutta la comunità. Solidarietà, gentilezza, cordialità, mettersi insieme e così via. Quante risorse anche i nostri anziani possono darci se offriamo le occasioni. Si è concluso a Gorizia il percorso partecipato di incontri con i cittadini per la realizzazione del nuovo piano regolatore.
La Gorizia del futuro nascerà da un percorso partecipato a più livelli. Da un lato la collaborazione rafforzata dalle esperienze della Capitale Europea della Cultura con la vicina Nova Gorica, dall'altro il coinvolgimento dei cittadini con una serie di incontri quartiere per quartiere che si è conclusa questa settimana nel Rione Centro. Nella predisposizione del piano regolatore generale 2 sono stati passaggi importanti. Innanzitutto un processo che è stato avviato ormai anni fa. Un piano regolatore generale parla anche di traffico, parla di scuole, parla di viabilità, parla di ciclabilità, sono tante cose che compongono il piano regolatore che deve tener conto, ma il primo approccio straordinario è stato quello che noi abbiamo coinvolto anche tramite il GECT, la vicina Nova Gorica. Ovviamente ci sono competenze diverse, il Consiglio Comunale di Gorizia da una parte, il Consiglio Comunale di Nova Gorica, però siamo usciti dal luogo comune, le due città che crescono insieme, per entrare davvero ad usare lo strumento principe della crescita, cioè il piano regolatore generale condiviso dalle due città. Il secondo elemento qualificante è che ci siamo rapportati con i cittadini e abbiamo presentato ai cittadini quella che è la nostra immagine di Gorizia futura e abbiamo chiesto ai cittadini: lo condividete, non lo condividete, avete le proposte? Perché è ovvio che qualunque cosa viene proposta da qualcuno, è ovvio che ci sono tanti altri punti di vista, altri interessi, aspettative, esigenze, no? Che sono percorsi diversi, sensibilità diverse, di cui bisogna tener conto. Alcune volte non si può tener conto, altre volte invece riusciamo a fare sintesi. Perciò io penso che davvero sia un momento straordinario di grande partecipazione dei cittadini. Era quello che volevamo, perciò una ragione per cui esprimere grandissima soddisfazione. Festa ieri per l'inaugurazione del nuovo campetto da basket con il logo di Michael Jordan per quanto riguarda l'area verde di Piazza Carlo Alberto. È inaugurato il campo PCA Piazza Carlo Alberto. È stata una festa inaugurare il nuovo campo da basket con il logo di Michael Jordan nel giardino di Piazza Carlo Alberto. È il terzo recuperato in città dalla Pallacanestro Trieste dopo quelli di Valmaura e Borgo San Sergio. Anima del progetto Daniele Cavaliero, che ha ringraziato Edil Master per averlo costruito e anche tutti i presenti alla festa. E lavorare di concerto è la cosa più bella del mondo, lavorare insieme è la cosa più bella del mondo, nelle squadre, nei club, nelle istituzioni e nella nostra città. Molto sentito anche l'intervento del general manager di Pallacanestro Trieste, Michael Arcieri. È stato un percorso così, come la vita, come la squadra, quest'anno, questi 4 mesi, ma invece c'è sempre stato Daniele Cavaliero che è il motivo che siamo qui e tutto è fatto. E non sto dicendo solo perché lavoro con lui ormai è sempre stato un fratello. Allora, ma la cosa bellissima, e lascio voi con questo, è che qui oggi, nel 2026, c'è Daniele Cavaliero, un mito. Io sono sicuro che qui oggi, non so, c'è qualcuna che sarà il prossimo, alla prossima Daniele Cavaliero, e che avrà una vita bellissima con quella palla, solo perché c'è questo campo o quello a Valmaura o Borgo San Sergio, è per quello che facciamo questa cosa. Allora, grazie mille Daniele, a tutti voi e godetevi il giorno. Grazie. Un pensiero speciale è andato a Mitia Gasparo, il 24enne morto in un incidente stradale nel 2014, a cui è stato dedicato il campo. In scena a Miramare fino al 12 luglio il nuovo spettacolo prodotto dal Teatro Stabile. Che posto! Prendete la storia di Massimiliano e Carlotta, affidatene la riscrittura ad Enrico Lutman, assicuratevi la regia di Davide Calabrese in grado di inserire un magistrale McGuffin per legare gli episodi che compongono il plot. Ecco servito Miramare Mystery, il nuovo spettacolo estivo del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia che fino al 12 luglio condurrà gli spettatori lungo il Parco del Castello, in quella che in realtà è una versione riveduta, aggiornata e corretta di luci e suoni, affidata ad attori in
stato di grazia, chiamati ad interpretare una serie di personaggi che raccontano Miramare e i suoi illustri proprietari per far luce sulla sparizione di un fantomatico gioiello. La prosa di Luthmann è preziosa e consente per esempio a Maria Grazia Ploss di ricamare con autorevolezza e grazia il personaggio della sarta, a Francesco Godina di seminare momenti di commozione nel ruolo del giardiniere e a Maurizio Repetto di storicizzare la voglia sopita di avventura. Completano il cast Giacomo Albites Cohen, Caterina Truci, Zoe Pernici, Sebastiano Caruso, Giulio De Santi, Martina Galletta, Federica Paola Garbarini, Davide Rossi e Matilde Savorosi. Lo spettacolo, si diceva, resta in scena per un totale di 16 repliche e col passare dei giorni certamente si velocizzeranno i passaggi che legano i vari momenti, disposti come tradizione a seguire un percorso narrativo circolare. Sarebbe in ogni caso importante aprire un dibattito sul futuro di queste produzioni, che a nostro avviso potrebbero e dovrebbero caratterizzare una parte più consistente della programmazione estiva del teatro e del parco, per diventare un appuntamento ancora più fruibile dai turisti e dagli stessi triestini. È tutto da questa edizione, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.